Benvenuti, oggi è sabato 2 settembre 2023. Il sole sorge alle 6:30 e tramonta alle 19:30. La luna sorge alle 12:39 e cala alle 22:48. Oggi si celebra Sant'Elpidio. Il nome Elpidio ha origine greca e significa pieno di speranza. Il suo numero fortunato è il 6, il colore è il bianco, la pietra la pirite e il metallo l'oro. Oggi ci rilassiamo un po' e diamo consigli per il post-sbornia del fine settimana. Zenzero e limone sono rimedi naturali classici per contrastare nausea e acidità di stomaco. Potete masticare un pezzetto di zenzero fresco o preparare una tisana con zenzero e qualche goccia di limone. Aggiungete un po' di miele per dolcificare e apportare antiossidanti che contrastano i radicali liberi causati dall'eccesso di alcol. Bevete la tisana calda a piccoli sorsi per favorire la reidratazione dell'organismo e alleviare i postumi da sbornia. Sono 59 le candeline per l'attore canadese Keanu Reeves. Da tutti è identificato come Neo, protagonista della trilogia Matrix. È con questo ruolo che raggiunge l'apice del successo e della popolarità. Con film come Dracula di Bram Stoker e L'avvocato del diavolo si guadagna la fama di sex symbol. Oggi compie 81 anni Vanna Marchi. Negli anni 80 e 90 si fa notare per le chiassose televendite di prodotti dimagranti, tanto da venire soprannominata la regina delle televendite. In seguito viene più volte condannata per gravi fatti illeciti connessi alla sua attività. Nel 2022 viene trasmesso da Netflix un documentario dedicato alla sua vita, candidato ai Nastri d'Argento come miglior documentario nel 2023. Antonia Klugman, la celebre chef italiana, festeggia i suoi 44 anni. Nel 2017 ha fatto il suo ingresso nel team di giudici di Masterchef Italia, prendendo il posto di Carlo Cracco nella 7ª edizione. La sua straordinaria abilità culinaria ha trovato meritato riconoscimento quando il suo ristorante L'Argine Venco è stato insignito di una prestigiosa stella nella guida Michelin dell'edizione 2015. Ridotto allo stremo per le gravi perdite umane e gli ingenti danni provocati dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, il Giappone si vede costretto ad alzare bandiera bianca. La firma della resa avviene a bordo della corazzata Missouri, ancorata nella baia di Tokyo intorno alle 8 di mattina del 2 settembre del 1945. È l'atto conclusivo della Seconda Guerra Mondiale. Paese che vai, caponata che trovi. Esistono infatti numerose varianti del piatto siciliano. C'è quella palermitana, la più semplice e probabilmente più antica, con melanzane, olive verdi, sedano e salsa di pomodoro. Poi c'è quella catanese che prevede l'aggiunta dei peperoni, l'agrigentina sempre con i peperoni ma con le olive verdi. E infine la messinese, molto simile alla palermitana, con i pomodori a pezzi invece della salsa. Patate, pinoli, ovetta possono essere presenti o meno nelle varie versioni. Scopriamo cosa riservano le stelle oggi con i consigli di Marco Amato. Buongiorno ai 12, nuovo mese e luna in Ariete. Che c'è di meglio per iniziare una nuova pagina di un firmamento stellato di emozioni ed aspettative? Vediamo come. Ariete, protagonisti del giorno, con delle emozioni da vivere, assolutamente da spendere, anche con un Marte in opposizione che vi creerà tutti i deterrenti possibili in questo weekend in cui volevate fare mille cose, ma gli ostacoli non mancheranno, ma ce la farete come sempre. Toro, oggi la luna si pone in 12ª casa e vi fa riflettere moltissimo su tutta una serie di emozioni, come se questo weekend vi spegnesse un po' dall'augurio di tutta una serie di stress ai quali avete fatto del vostro meglio per fronteggiare. Ora godetevi i sentimenti e anche lì ascoltate il partner. Gemelli, giornata oggi con una luna assolutamente favorevole e positiva che vi fa risorridere di nuovo alla vita, nonostante la stanchezza sia imperante. Oggi troverete un modo per mettere le cose a posto e poi per uscire con un amico a prendere un aperitivo ridanciano e festoso. Cancro, luna in quadratura oggi bisogna stare attenti a non estendere un po' troppo l'emozione, a non approfittare delle persone che ci hanno aiutato in un determinato momento della nostra vita. Non siate infantili e cercate di dare comunque un limite alle vostre voglie, se no il partner potrebbe anche esacerbarsi. Leone, e questa Venere ancora ferma viene oggi smossa un po'
dalla luna, quindi finalmente, cari Leone, oggi potrebbe essere l'inizio di un weekend in cui le passioni e l'amore tornano a darvi conforto in una settimana in cui non avete capito molto delle dinamiche intorno a voi, ma vi servirà comunque il confronto col partner per parlarne meglio. Vergine, giornata oggi con un indice di relax abbastanza importante. La luna ha smesso la sua opposizione, quindi oggi potete tirare un sospiro di sollievo. Magari molti di voi ne approfitteranno per rilassarsi, necessario dato lo stress a cui il vostro segno per adesso è sottoposto. Fatevi coccolare da una persona che vi vuole bene. Bilancia, giornata oggi che vede l'opposizione della luna e di Marte. Sembra terribile detta così, invece per Ariete e per Bilancia soprattutto è una questione di attrazione e di passione, di un braccio di ferro, di un gioco delle parti che come al solito vincerete con grande eleganza. Scorpione, giornata oggi che vede le emozioni liberarsi un pochino meglio e finalmente la realtà vi dà ragione su dei sospetti che avevate, quindi vivete un po' le situazioni in una maniera spensierata e serena. Oggi è quanto mai di rigore l'uso della leggerezza. Sagittario, stupenda luna di Trigono che vi fa risalire umoralmente nella classifica dei più contenti dello zodiaco oggi. Marte vi dà le energie giuste, è il momento di prendere la macchina e di fare una gita fuori porta o di fare qualcosa che sia un po' fuori dall'ordinario. Capricorno, giornata oggi di luna in quadratura, probabilmente oggi dovrete stare un po' in campana e manifestare un po' meno il vostro assenso dissenso rispetto a delle persone che potrebbero subire di molto il vostro giudizio. Siete delicati. Acquario, giornata splendida oggi, l'amico Ariete ospita la luna che vi dà suggestioni comunicative ed emozioni grandi. Avete voglia di essere disponibili per molte persone oggi e di ascoltare qualcuno che non sentivate da tempo. Pesci, giornata oggi che vede una luna di seconda casa, oggettiva e concreta, e finalmente vi vede conquistare i sentimenti di qualcuno in taluni casi. Una bella notizia a livello professionale potrebbe essere ciò che vi riguarderà, eppure oggi amerete mettere in prospettiva un futuro fatto anche di scelte più concrete, sagge e ambiziose. Hai una passione per i video e i documentari? Allora questa è la tua occasione. Antena Sicilia sta preparando un contest dedicato agli appassionati come te. Invia i tuoi cortometraggi o video alla nostra email dedicata che troverai in sovraimpressione. È il momento di far conoscere il tuo talento al grande pubblico televisivo. Il grande incendio, in inglese The Great Fire, che colpì la zona della City di Londra nel settembre del 1666, fu uno dei più devastanti e catastrofici che la storia d'Inghilterra ricordi. Il fuoco nell'arco di 4 giorni distrusse gran parte dell'area e fece un incalcolabile numero di vittime. Il focolaio del rogo fu la casa di un fornaio del re Carlo II, dove nella notte di domenica 2 settembre alcuni tizzoni ardenti lasciati nel forno sparsero scintille sulla legna accatastata poco distante. Avete sicuramente notato LOL nei commenti ai post sui social, ma sapete esattamente cosa significa? Oggi ve lo sveleremo. LOL è l'acronimo di Laughing Out Loud, cioè ridere forte. È usato per indicare qualcosa di molto divertente. LOL. Siamo sempre pronti per aggiornarvi anche on demand. Come? Andando su YouTube troverete tutte le nostre produzioni iscrivendovi al canale Sicilia Play. Tolkien, uno scrittore unico, ha creato mondi e lingue straordinari. La Terra di Mezzo, con personaggi come Galadriel e luoghi come Lorien, è frutto della sua mente fantastica. Ha inventato lingue come il Quenya e il Sindarin, ciascuna con la propria grammatica e storie dettagliate. Tutto inizia con un linguaggio segreto inventato per comunicare con le sue cugine, ma poi va oltre, creando lingue come il Nebush, il Nafarin e il Doriatrin. Il suo amore per i suoni e le lingue lo ha portato a ispirarsi a lingue reali, come il finlandese, latino, greco, italiano e altre. Questo vizio segreto l'ha reso uno dei più grandi autori fantasy, con opere come Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli e Silmarillion. Tolkien ha lasciato un'eredità letteraria senza pari. Ci salutiamo con la frase del giorno. Per ogni individuo, lo sport è una possibile fonte di miglioramento interiore. Vi aspetto anche domani con l'almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.